Questa circolare non ha quasi fatto a tempo ad arrivare nelle scuole che ieri pomeriggio è arrivata un'altra nota, sempre a firma congiunta, che ha fatto marcia indietro. Giornata convulsa quella di ieri per il mondo della scuola che in meno di 24 ore ha visto cambiare per ben 2 volte il protocollo da applicare in presenza di positività in classe. Si inizia con una prima circolare che arriva ai dirigenti regionali nella tarda serata di lunedì e che di fatto sospendeva temporaneamente le linee guida finora adottate e quindi la sorveglianza con testing, facendo scattare la quarantena e di conseguenza la DAD con un solo caso di positività. Nel tardo pomeriggio, dietro fronte del governo con una seconda circolare che ripristina il protocollo applicato dal 6 novembre. Con un caso positivo, il preside nell'immediatezza mette in DAD la classe, ma nelle 48 ore si fa il primo tampone su tutta la classe, si verifica la situazione. Se il caso positivo è uno, tutti rimangono in classe e si continua con la didattica. Se invece i casi sono due, i vaccinati sostanzialmente o i guariti dal Covid rimangono in presenza mentre vanno in quarantena i non vaccinati, mentre per la primaria si va già subito in quarantena con 2 casi e con il terzo caso che segnala un focolaio si va tutti in quarantena. Fondamentale per questo cambio di rotta la disponibilità del commissario straordinario Figliuolo a potenziare l'attività di tracciamento nelle scuole, sottoposto ad una significativa pressione con l'aumento dei casi tra i più giovani. Sul totale della popolazione scolastica, la metà dei contagi si registra nella scuola primaria, spiega la professoressa Palumbo, un quarto all'infanzia, mentre sono nettamente inferiori alla scuola secondaria grazie allo scrupoloso rispetto delle regole e all'elevata percentuale di vaccinati. L'arma che abbiamo, lo diciamo sempre, continua a essere quella della vaccinazione e dell'ampliamento della vaccinazione e dell'effettuazione anche delle terze dosi per chi ovviamente può farlo.